Storie di ordinaria amministrazione in uno dei quartieri più critici di Mestre, zona Via Piave, a 2 passi dalla stazione ferroviaria, balzata agli onori della cronaca nera anche di recente. Come abbiamo constatato proprio oggi e documentato, crescono i controlli da parte delle forze dell'ordine per cercare di tutelare la sicurezza dei residenti, e sono proprio i cittadini che abbiamo avvicinato che non nascondono forte preoccupazione. Qua la situazione è un pochettino critica. A una certa ora del giorno non si può più andare in giro e bisogna stare attenti anche di giorno, solo a una certa ora, diciamo dopo le 18. Ecco. Il controllo della polizia è intensificato, adesso c'è anche la polizia locale che va in giro col cane. Non è una zona sicura, sicuramente. Cosa serve? Serve più controllo e serve più che altro il controllo intensificato della polizia? Più presenza. Sarebbe 2 vigili qua, 2 volte al giorno, a chiedere i documenti. Sarebbe risolto in gran parte, questo è un po', come voi sapete, è un posto difficile. A fronte della diffusione delle ronde o passeggiate di sicurezza, come vengono chiamate in alcuni casi, promosse dai cittadini per limitare episodi di criminalità, le persone sono divise. Fino a un certo punto serve, aprire gli occhi sì, ma fino a un certo punto. Non ci credo a quelle cose. Io personalmente non ci credo. È giusto che i cittadini debbano tutelarsi da soli? No. Non è giusto, le ronde di sicurezza vanno benissimo, ne vedo tante a Mestre, guardi, sono appena arrivata da Roma che è presidiata da ronde di sicurezza, quindi va bene così. Io più vedo polizia e più vedo queste cose, più sono tranquilla. Però ecco, tanti cittadini, proprio queste ronde fatte dai cittadini. No, perché non so mai che cosa possa succedere. Sì, perché Lei la vede positiva? perché Stato non pensa niente. Lei è preoccupato, ha paura di girare? Qualche volta sì. Io ogni mese vado a prendermi lo stipendio, vado in bicicletta e sto attenti, molto attenti.